Gli inganni sono stati due. Il primo blitz dei carabinieri il 28 aprile del 2007. 10 arresti per truffe ad aziende commerciali e società finanziarie. La seconda operazione inganno risale invece al 20 ottobre del 2008. Altri 8 arresti. Adesso, svelati gli inganni, è tempo di requisitoria in tribunale. Infatti lui, il pubblico ministero Luca Sciarretta, ha invocato 5 anni di carcere per Carmelo Luparello, 34 anni di Ribera. Poi 4 anni per Vincenzo Salvaggio, 33 anni di Agrigento. 3 anni e 6 mesi per Simone Pletto, 54 anni di Favara. 4 anni per Cristoforo Rosario La Rosa, 25 anni di Agrigento. 1 anno per Anna Maria Stagno, 35 anni di Favara. 2 anni e 6 mesi per Giuseppe Mattina, 35 anni di Agrigento. 2 anni per Bartolo Polacco, 51 anni di Lercara Friddi. E 1 anno di reclusione per Mario Rizzo, 24 anni di Favara. Gli imputati rispondono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata a truffe, falso, calunnia e danneggiamenti. L'espediente truffaldino sarebbe stato più che collaudato, tanto da favorire guadagni per circa 170.000 euro. Nullatenenti e insospettabili incensurati, la partita IVA e il prestito dalle finanziarie con documenti falsi, anche conti correnti versando 100 euro alle banche. Poi si compra la merce, non si paga e la si vende a prezzi sbalorditivi. La presunta banda avrebbe comprato e rivenduto di tutto, più di 100 condizionatori d'aria, materassi, elettrodomestici, computer portatili, telefonini ed anche automobili, Fiat Uno e Fiat Panda, nuove, vendute a 3.000 euro. Un business fiorente, tanto che alcuni degli inquisiti avrebbero litigato tra loro incendiandosi le automobili. Ecco il perché dell'ipotesi di reato dei danneggiamenti. Adesso è attesa la sentenza.